Buonasera a tutti e benvenuti alla quinta giornata del Festival internazionale di letteratura autobiografica Strangius. Oggi il tema è Custodi del silenzio e della lentezza e avremo ospiti Alessandro Deo e Roberto Italo Zanini. Prima di cominciare vorrei introdurvi Nicola Cireddu che leggerà per noi le 3 letture di quest'oggi. Nicola Cireddu è serramannese, è laureato in lettere moderne ma lavora come imprenditore. Nutre una sviscerata passione per la recitazione e il teatro in cui ancora si diletta. In questo brano sarà accompagnato dal figlio Pietro alla chitarra e anche dal padrone di casa Alessio Onnis. Il primo brano è tratto dalla raccolta di scritture sul silenzio, una riflessione di Paola Sozzi. Buona serata. Buonasera. Silenzio, finalmente. Silenzio per lasciare che le parole si posino, sedimentino, facciano da concime a pensieri nuovi, a nuove risposte. Un po' di silenzio, per favore. Certe volte penso che una riunione di servizio andrebbe fatta in silenzio. Prenderemo decisioni migliori. Silenzio, calma, non c'è fretta. Non c'è fretta di decidere, di mostrare che si è capito al volo. Non occorre avere subito pronta la parola da dire. Si rischia di dirne una sbagliata. Stare, sostare, accettare di stare al lato, in silenzio, osservare, annusare, guardare i dettagli. Silenzio in platea. Ci siamo. Buonasera a tutti. Ci sta, è il bello della diretta. Il primo incontro di oggi è coordinato da Maria Antonietta Tocco. È cresciuta e vive a Serramanna, appassionata di libri e di teatro, ama anche leggere ad alta voce. È animatrice sociale qualificata dal 2014 e ha la fortuna di svolgere il lavoro dei suoi sogni come docente di italiano, storia e geografia alla scuola secondaria di primo grado. Oggi ci racconterà Roberto Italo Zanini. Buona serata. Benvenuto Roberto. Sì, no, forse è già attivo l'audio. Sì. Benvenuto Roberto, ormai io gli do del tu, mi sta costringendo a dargli del tu, per me è veramente difficile, però ci proverò. Roberto Italo Zanini è nato nel 1960 a Milano, ma è originario di Monterosso al Mare nelle Cinque Terre. Si occupa di cultura e spiritualità presso la redazione romana di Avvenire. Il libro che presenteremo oggi si intitola D'amore, di silenzio e d'altre follie. È un viaggio molto speciale, è un viaggio verso i luoghi che si trovano in Italia, che sono deputati al raccoglimento e alla spiritualità. E in questo libro Roberto fa proprio una riunione, raduna dei messaggeri di un Dio che forse noi non conosciamo in questo modo, un Dio vivo, un Dio vicino agli uomini, un Dio molto presente. Iniziamo con le domande. Allora, il perché di questo libro. Molti scrittori cominciano a scrivere per narrare, per intrattenere, altri invece scrittori cominciano a scrivere per un bisogno, per un'urgenza. Io scrivo a partire anche da un problema. Ci può spiegare il perché quindi di questo libro, da cosa nasce e il perché anche di questo titolo che io trovo
bellissimo. Intanto buonasera a tutti. E questo libro nasce diciamo da due cose che mi frullavano nella testa da tanto tempo. Una era il cercare, per me che lavoro in un giornale cattolico, che lavoravo perché ora non ci lavoro più, e per questioni di età, diciamola così, e mi chiedevo, ma in questi 40 anni, ultimi 40 anni, 40 o 50 anni, il modo di avere, di vivere la fede è fortemente cambiato. Ma fortemente, ma come forse mai prima, così rapidamente. No? E mi chiedevo intanto come vive la fede la gente oggi, perché la domanda di fede, poi conoscendo le persone, è una domanda che non muore, continua a esserci. Come vive la fede la gente oggi e soprattutto come mai, e questa era la domanda fondamentale, come mai ci sono luoghi in giro per il mondo che sono affollatissimi di persone che vanno cercando la fede, luoghi di fede, e sono per esempio i grandi santuari. A Medjugorje ci vanno milioni di persone, così ci vanno a Fatima, a Lourdes, e alla Basilica del Santo a Padova ci sono dei conteggi che si aggirano intorno ai 10 milioni di persone l'anno. 10 milioni di persone l'anno che entrano in quella chiesa soltanto per avere un attimo per appoggiare la mano sulla tomba del santo e fare una preghiera. Allora, e quindi la domanda per me era perché la gente va lì, no? Dove va la gente che cerca la fede oggi? No? E questa cosa qui si abbinava ad un'altra esigenza che man mano nella mia vita ho scoperto il valore del silenzio, il valore del pellegrinaggio, del camminare e quindi e piano piano a un certo punto ho conosciuto persone che vivevano la fede nel silenzio e ho scoperto che quelle persone erano frequentatissime da altre persone. Cioè ho scoperto che gli eremiti, per esempio, sono una tipologia di questo tipo di persone. Gli eremiti più si allontanano, più si isolano e più vengono cercati. E questa è una cosa storica, perché è storica nel senso che viene fin dai primi tempi, dai primi secoli della Chiesa. I padri del deserto, a partire da Sant'Antonio Abate, il famoso Sant'Antonio Abate, che è il capostipite di tutti i monaci, il protettore di tutti i monaci, e lui più si ritirava nella grotta lontana da Alessandria di Egitto dove stava, più si allontanava da quella realtà perché si voleva isolare, perché più veniva cercato e più c'era gente che andava a cercarlo. E lui a un certo punto comincia ad accogliere queste persone, cioè non è che rifiuta queste persone, le accoglie, ci parla, fa guida spirituale, eccetera, eccetera. E questo è successo pure nei secoli successivi, persino, questo qui è una piccola divagazione storica, certo. A un certo punto della storia della Chiesa nascono delle forme di eremitaggio, chiamiamole così, che sono al limite. E ci sono persone che cominciano a fare a cercare un tipo di silenzio e di preghiera e ferme, immobili. E si rifanno un po' a un certo tipo di spiritualità orientale dove da molti secoli prima c'erano i bramini, cose così, che stavano immobili, c'erano quelli che si facevano crescere le piante sulla mano, si mettevano il seme sulla mano e lo facevano crescere la pianta, no? Quelli cose di questo genere, no? Anche addirittura che mettevano i semi nelle orecchie, cresceva finché... No.
che erano cose estreme e a volte non finivano bene. Ecco. E queste persone a un certo punto in una zona particolare dell'impero romano di Oriente, quindi intorno ad Antiochia, quella zona lì, decidono di fermarsi in luoghi, ma immobili. Si fermano in luoghi su un sasso, su una pietra, in evidenza, e li pregano qualunque tempo ci sia, no? Queste persone evolvono e diventano quelli che poi noi conosciamo come gli stiliti, che iniziano su un sasso. Quel sasso magari ci viene portato sopra, c'è qualcuno che porta sopra un altro sasso e diventano più alti, no? E a un certo punto diventano così importanti che gli imperatori arrivano a costruirgli le colonne dove loro si mettono, no? A questa gente che vive lì, intorno a questa gente che vive lì, si raccoglie tantissimi pellegrini, si raccolgono i pellegrini, nascono addirittura delle fraternità di monaci. E loro sistematicamente durante il giorno, dall'alto della loro colonna, rispondono alle esigenze delle persone, e alcuni arrivano a una spiritualità tale che guariscono persone. Ecco. Questa cosa qui mi ha molto incuriosito e allora ho cominciato a cercarle, queste Bello. persone. A proposito di pellegrini, Eric e Julie, due dei testimoni all'interno del libro, sono appunto due pellegrini che in questa veste, con i loro piedi e i loro ritmi, forse anche lenti come bradipi, hanno incontrato Dio. Le chiedo, ti chiedo, visto, vi avevo avvisati, per me è difficilissimo. Chi è il pellegrino? E che differenza c'è tra lui e l'eremita? E poi, lei si sente di più un pellegrino o un eremita? Io. Vabbè, incominciamo dalla cosa più semplice. Okay. Va? Incominciamo dalla domanda più semplice. Allora, intanto Eric e Julie sono stati allora, come il pellegrino è colui che si mette in cerca, no? E quindi che si mette in viaggio. E avevo iniziato questo viaggio cercando persone, no? E quindi avevo già conosciuto eremiti, avevo conosciuto persone molto particolari che cercavano il silenzio, e poi un giorno capita che il 2 di agosto, cioè il giorno del perdono di Assisi, come spesso mi capita, ci capita perché ero con lei, che è mia moglie, e come spesso ci capita, andiamo nella chiesa del convento dei Cappuccini di Monterosso, che appunto il perdono di Assisi, entrando in una chiesa, il convento dei Cappuccini, di una chiesa, qualunque chiesa francescana, per richiesta esplicita di San Francesco prima a Dio e poi al Papa, come dire, si possono avere dei benefici spirituali, chiamiamoli così. Quel giorno rimaniamo, sia io che lei, incuriositi da due persone che si muovevano in questa chiesa e sistemando cose, pulendo, accogliendo persone, no? Chiediamo chi sono a loro, cioè dico, ma chi sei? Cioè, non lo so, mi è venuta fuori questa cosa qui, ho chiesto. E loro mi spiegano, erano francesi ed erano pellegrini. Allora mi chiedo, cosa ci sta da fare qua? Ecco, erano pellegrini, chi per un verso, chi per l'altro, dalla Francia, erano sulla strada di Roma, si erano incontrati per caso, perché uno dei due gestisce un ostello per pellegrini a Tolosa.
lei, venendo da un paese più a nord, si era fermata in quell'ostello, l'aveva conosciuto, poi dopo si erano ritrovati a Mentone e avevano fatto tutta la Liguria insieme ed erano arrivati nelle Cinque Terre. E siccome facevano i pellegrini, come loro mi hanno spiegato, alla maniera antica, senza, anzi, come dice il Vangelo, non portate niente con voi se non bastone e bisaccia, e loro facevano i pellegrini senza un soldo in tasca. E bussavano alle porte. Hanno bussato alla porta del frate, il frate li ha accolti. E siccome loro poi non volevano essere accolti senza fare qualche cosa, si erano messi a pulire le cose, a sistemare la chiesa, a pulire il selciato, a togliere l'erba di qua, a fare questo o quell'altro, e lì si sono trovati bene e sono stati per una settimana almeno, e noi li abbiamo trovati lì. E ci hanno raccontato la loro storia che troverete nel libro. Molto bello. E la cosa più bella, una delle cose più belle di questa storia è che lei dice io non volevo Dio, è lui che mi ha cercato. E c'è una storia bellissima perché lei era una atea convinta, ma al punto di prendere in giro i fedeli, no? Ma li prendeva in giro argomentando in maniera molto acculturata, aveva studi importanti, e lei dice a un certo punto Dio, francese, a un certo punto Dio mi ha rivoltato come una crepe, e quindi noi diremmo in altro modo, lei ha detto come una crepe, l'ha girata nella padella così, ecco, e ora faceva il pellegrino e dice io cerco Dio passo dopo passo e lo cerco in chi mi accoglie e lo trovo in chi mi accoglie. Bello. E che differenza, la prima, sì. E che allora, differenza c'è tra il pellegrino e l'eremita? Il pellegrino, allora, nel senso che nella mia testa, no? Nel mio ragionamento, io mi sono messo in cerca e quindi ho fatto il pellegrino in questo caso. L'ho fatto per professione giornalistica, ma per raccontare storie, no? Ma l'ho fatto per scrivere, ma anche per me stesso. E quindi andavo cercando, no? Quindi il pellegrino cerca qualche cosa che sta al di fuori di lui. Esatto. Quindi cerca Dio negli altri, cerca Dio nell'accoglienza, cerca Dio cercando uomini e donne di Dio, cerca Dio nel viaggio passo dopo passo, in quello che incontra nella natura, nel mondo. Insomma, si mette in cammino alla ricerca di. E a un certo punto si rende conto, se scopre Dio, lo scopre, scopre contemporaneamente alla scoperta di Dio, prima probabilmente, c'è la scoperta del silenzio, e scopri improvvisamente che quello che cerchi fuori ce l'hai dentro di te. Questa è la dinamica. No? E quando tu scopri quando tu capisci che quello che vai cercando all'esterno poi è nei fatti dentro di te, e dentro di te c'è esattamente tutto quello che puoi trovare all'esterno, e allora il pellegrino rischia di diventare eremita. Rischia, non so se è un rischio, però può davvero diventarlo, perché dentro di sé trova tutto. E poi si ribalta la questione, e invece di andare cercando viene cercato. Ok, e tu ti senti più pellegrino o eremita? Forse anche in base alle fasi della nostra vita siamo più o pellegrini o eremiti.
Sto cercando lei, la risposta da lei. Tendenzialmente sono pellegrino. Tendenzialmente lo sono, però ho scoperto davvero il valore del silenzio. Il silenzio è quella cosa che ti consente di è quella cosa che ti consente di andare oltre, davvero profondamente, davvero oltre le apparenze, e nel momento in cui tu lo gusti e lo applichi a tutte le tue esperienze di vita. E quindi il pellegrino diventa un eremita, e come dicevo prima, e anche senza stare in un luogo, perché poi gli eremiti non è necessario che siano in un eremo, non è proprio necessario. E la tua indole diventa un po' eremitica, ma diventa eremitica soltanto per il fatto che tu poi quel silenzio, quella cosa la vai cercando dentro te stesso, no? Diventi un po' eremita, ma io ancora no, perché prima di diventare quella cosa lì sono diventato un po' rompiscatole, ecco, nel senso che intransigente, un po' troppo, perché quel silenzio mi piace talmente che mi spiace... Quando si rompe, quando si rompe, quando qualcosa lo rompe. Qualcosa lo rompo, divento intransigente. Però vuol dire che ancora c'ho tanta strada da fare. Ecco. Beh, tutti penso. Sì, Chi più chi meno. Quindi sono ancora pellegrino. Va bene, grazie. Allora, altra domanda, sempre in riferimento al pellegrino. Forse è un mio desiderio recondito quello di essere una pellegrina, quindi è la seconda domanda che ti faccio a proposito. Mi viene in mente il mio paese, Serramanna, nel quale sta emergendo prepotentemente da qualche anno, ma penso in tutti i paesi e anche nelle città, un fenomeno che è quello delle persone che camminano, tante persone che camminano a tutte le ore del giorno e della notte, in tutte le stagioni, da soli o in compagnia. E quindi potrebbe essere, secondo lei, per queste persone un non ancora definito bisogno di evadere dal rumore del mondo per trovare una dimensione altra dove incontrare il divino che abita in loro? E si deve partire dal fisico per arrivare all'anima? Ma quando dici lei è perché ti rivolgi a lei? No, non è possibile. Non ci riesco, è per colpa di mia madre. Però comunque, colpa al di là di mia madre. questo, Colpa di mia madre. è sempre colpa delle mamme. Tu scusami. Tutto. Allora, la domanda quindi è sì, c'è una relazione. Secondo me c'è Anche una secondo relazione. me. Una relazione c'è perché non c'è, come dire, non c'è ricerca spirituale se non parte dalla consapevolezza del proprio corpo. Quindi non esiste, cioè una delle intervistate qui dentro si chiama Angela Volpini, e lei ha avuto, questo qui per dire la relazione tra corpo e spirito. Dice una delle frasi bellissime. E lei ha avuto il dono, la grazia, chiamatela come volete, di avere delle apparizioni studiate persino scientificamente all'epoca. Chiamiamola così, scientificamente, come hanno fatto in maniera perversa, come hanno fatto con Padre Pio, come hanno fatto con Natuzza Evolo e tanti altri. Ecco. E lei era una bambina. 7 anni. E lei a 7 anni pascolava le mucche con delle sue amiche in una valle alpina, non è nemmeno alpina, appenninica, nell'Appennino. Si chiama la Val Staffora, provincia di Pavia, ma dalla parte che si incunea fra Piemonte ed Emilia Romagna, quella zona lì, verso... E a un certo punto lei
si sente presa da dietro, cinta da dietro e sollevata. E lei dice, io sentivo che dietro di me c'era la presenza di una donna, perché sentiva il morbido del seno, no? Sentiva il seno dietro di lei, e quindi sapevo che era una donna, pensavo che fosse mia zia. E tant'è che ho detto qualche cosa, non lo so, e poi si volta e vede questo volto splendido, splendente, so, così. E lei dice che da quel momento in poi, per una decina d'anni, una volta al mese, lei viene introdotta a questo grande mistero, piano piano, e il messaggio iniziale era: io sono venuta a insegnare la via della felicità sulla terra, la strada della felicità sulla terra. E qui siamo sempre questione di pellegrini, è sempre una questione di pellegrini, una strada che si fa, ecco. E però quello che lei ha dentro di sé, no? Che lei non riesce a dimenticare, è questa fisicità. Dice, la Madonna mi si è presentata fisicamente in carne e ossa, vera, la potevo toccare, no? Lei mi ha messo in braccio suo figlio, bambino, no? Quindi questa cosa qui lei dice non posso dimenticarla, tant'è che quando lei mi ha insegnato la via della felicità, cioè quindi e mi ha detto e mi ha fatto capire che quello che era diventata lei potevo diventarlo anche io, tutti quanti avevamo la stessa opportunità dentro di noi. Lo stesso diritto alla felicità. Lo stesso diritto alla felicità, e anzi non alla felicità, alla pienezza della vita, no? Alla pienezza della propria umanità. Noi siamo fatti per quello, gli ha spiegato, noi siamo fatti per questo, no? E io stessa sono stata creata per questo, gli spiegava. Ecco, e tutti quanti possiamo crescere alla stessa maniera. Però sempre una questione in cui la parte fisica e la parte spirituale erano la stessa cosa, erano unite insieme, no? Ecco, ed è una cosa è una cosa fondamentale. Quindi la riscoperta del proprio corpo, tornando alla domanda tua, la riscoperta del proprio corpo, cioè secondo me, se io devo dare una interpretazione a questa cosa, a questa moda di andare in giro camminando, è un tentativo, è il desiderio, cioè è la consapevolezza inconscia di un bisogno che nasce da una mancanza, da un'assenza, sì, anche secondo me. E quindi della riscoperta del proprio modo di essere fisicamente su questa terra, no? E quindi la necessità di tornare a camminare e di avere, non camminare, perché tutti quanti noi camminiamo, alla mattina ci alziamo e camminiamo, ma non lo facciamo consciamente, no? E invece per decine di migliaia, centinaia di migliaia di anni l'uomo ha soltanto camminato, l'essere umano ha soltanto camminato, e tutte le sue esperienze erano camminando. La maggior parte delle popolazioni erano nomadi, tutto si viveva camminando. No. E quindi è un tornare alla sensazione vera che non so come dire, a quello che abbiamo scritto nel DNA, che ci siamo dimenticati troppo frettolosamente, no, cos'era la frase di Leopardi di cui dicevamo prima, le mirabili sorti progressive, no? Quindi noi siamo stati ingannati da questa cosa qui, dal fatto che il progresso ci possa portare a raggiungere chissà cosa, e scopriamo che ci manca invece qualcosa, e questo qualcosa lo troviamo, tentiamo di trovarlo camminando, e quindi tornando a cercare la propria identità su questa terra, no? Questa cosa qui ci fa incontrare, ci mette di fronte alle cose in maniera differente, che è il metterci di fronte alle cose del pellegrino di una volta,
del camminatore di una volta, che le cose le incontrava fisicamente, le vedeva fisicamente, ci relazionava, no? Quindi anche questo desiderio di relazionarsi, che non è sempre così, perché c'è tanta gente che cammina con il Walkman, Esatto. che sente musica, no? E che invece di cercare il silenzio, invece forse non è nemmeno così, perché il silenzio lo si può trovare lo stesso, ma invece di cercare la relazione con l'ambiente esterno, Esatto. e continua a frapporre un muro, no? Qualcosa. Ma io penso che questa roba qui piano piano poi evolva, nel senso che uno, se cammina davvero, a un certo punto sente bisogno di togliersi questa roba, perché ciò che vede intorno, se comincia a guardare intorno, è una cosa che ha bisogno di essere guardata e di essere vissuta con tutti i sensi, no? Ecco, e quello che noi chiamiamo spiritualità in realtà è una cosa che si vive con i sensi, perché è una cosa che è una cosa che vivono gli esseri umani, è fatta per gli esseri umani. Gli esseri umani hanno questo, hanno i 5 sensi e hanno in più, come ci dice Genesi, il primo capitolo di Genesi, quel soffio dello spirito che ci lascia quella nostalgia dentro, che ci mette in cammino e ci fa cercare quel qualcosa che ci manca, che è quello che ci rende pienamente umani, che noi lo cerchiamo fuori e poi scopriamo mirabilmente appunto di averlo dentro, e quando lo scopri di averlo dentro cominci a coltivarlo. Ecco, questo è il concetto. Sempre su una strada che è sempre lunga, e a volte ti sembra di raggiungere, di toccare con mano, perché sono cose che si toccano con mano, non sono cose che si campate per aria, sono cose che si toccano con mano, quando le vedi, le senti, e quando ti sembra di toccare, di avere, poi dopo le perdi, perché siamo esseri umani fragili, fatti così, e cominciamo e facciamo dell'altro, anche cose a volte brutte, a volte belle, non lo so, ecco. Però siamo sempre su questa strada. Certo, certo. A proposito di silenzio, ecco, il nemico del silenzio abbiamo visto è il rumore. Che differenza c'è tra silenzio e rumore, e perché il rumore può essere pericoloso? Parlo soprattutto dei nostri giovani. Io non so, io parlo per me. I giovani, ero giovane, Noi eravamo no, vabbè, sì, non lo so, c'era più ognuno a modo silenzio, suo, io parlo per me. E io ho scoperto che, allora, premetto una cosa. Uno dei miei maestri su questo cammino, su questa strada, è stato un grande prete che si chiamava Don Gabriele Amort, no? Sì, sì. E esorcista famoso, no? E lui, che era un tipo simpaticissimo, era di una gioiosità incredibile, e nei suoi occhi vedevi la luce del paradiso, ma lui sottilmente diceva che il rumore era, te lo diceva ridendo, ma ci credeva, era un artificio del diavolo, no? E quindi che serviva per distrarre. Ecco. Tant'è che tutta la Bibbia c'è un lungo percorso nei passi biblici in cui poi Dio si incontra nel silenzio, no? Lui diceva questa cosa qui, e in effetti c'è una differenza sostanziale. Se vogliamo proprio dirla tutta, io l'ho scoperta dentro di me, e man mano, cioè, l'ho scoperta, perché non è che improvvisamente ho avuto il lampo, ecco. Però se io ci penso, posso dire che il silenzio, che è figlia del silenzio, è la lungimiranza. Ecco. Assolutamente sì, condivido. E figlia del rumore è il pensiero breve. Ecco. Senza prospettiva. Quindi senza prospettiva. Il rischio è questo, non sempre così. Però il silenzio
ma il silenzio non è che vuol dire, ecco, poi è una cosa fondamentale, non è che il silenzio è assenza di rumore. Il silenzio è nel rumore, no? Perché non possiamo vivere senza rumore. È una condizione interiore, no? Che però se siamo costantemente avvolti, siamo alla ricerca di un rumore esteriore costante, quel rumore che ci impedisce di guardarci dentro, perché ci vogliamo togliere, come dice, c'ho troppi pensieri nella testa, c'è tanta gente che lo dice. Ho troppi pensieri nella testa, se mi fermo sento, mi vengono in mente cose brutte, se mi metto a pensare penso chissà che cosa, no? Ecco, e finché uno non raggiunge quel sistema, quel modo di essere che gli consente di star bene con i propri pensieri, in realtà non è capace di guardare lontano. Ma non perché non sia capace nei fatti magari lo sei, perché le cose pratiche le risolvi i tuoi problemi, le cose, però non hai quella prospettiva che ti consente di pensare al futuro, di pensare alle cose belle, di pensare a quello che potrai costruire. Un panorama, come dicevamo ecco, al telefono. esatto. Il silenzio è un panorama. Esatto. Il pellegrino c'ha questa cosa qua. Chi cammina si toglie dal chiuso della città, magari va all'esterno e comincia a guardare lontano, comincia a vedere un panorama. La differenza tra silenzio e rumore è questa. Può essere interpretata in questo modo, ecco, nel senso che il rumore fa muro, il silenzio invece allarga lo sguardo. Assolutamente, sì. Però appunto da prendere con le molle tutto certo. questo, è una secondo la propria esperienza personale, ognuno certo. poi ha la sua e la vive a modo suo, perché anche la musica come dire, certo. la musica. Io l'altro giorno ho scoperto che non sapevo che fosse così, che sulla quella che chiamano la tilma, cioè sul mantello della Madonna di Guadalupe, che voi sapete che è una storia un po' lunga e complessa, questo mantello in cui la Madonna si è voluta riprodurre in qualche maniera, il mantello di questo indio che non sapeva come spiegare al proprio vescovo che aveva visto la Madonna e non sapeva come dirglielo, e allora ha detto ci penso io, eccolo qui, si è mostrata e quindi si è impressa su quel mantello che hanno scoperto nei secoli andandolo a studiare. Ci sono tantissime cose, no? Negli occhi, per esempio, hanno scoperto che c'è impressa l'immagine di quell'incontro fra il vescovo e questo indio. Negli occhi c'è impressa quella immagine. E ci sono tutte stelle, una serie di stelle, e recentemente un musicista ha scoperto che unendo queste cose con delle linee, non so come, si compone una sorta di sportito musicale, ed è una musica che si può, cioè è una cosa che si può tradurre in musica. Si traduce in musica e chi ha sentito, cioè i mistici che hanno sentito, le persone che hanno sentito i cori angelici, tanto per intenderci, che poi ci sono pure questi, mi hanno detto che ci assomiglia molto. Ecco, questa cosa qui, quindi c'è musica, voglio dire, c'è musica che conduce verso il silenzio, no? Cioè, non è che c'è tantissima musica bella, no? Sì. Quando la musica si fa rumore, che invece è pericolosa. E quando veicola dei messaggi sbagliati, penso sempre ai giovani, cioè della musica che davvero veicola dei messaggi pericolosissimi. No, ma la cosa paradossale, sto parlando di musica che se io sento la musica che ai miei tempi si diceva che veicolava messaggi, le Zeppelin, no? Ecco, e la sento adesso, dico che è bellissima rispetto a quella che sento invece tanta musica moderna e contemporanea, che è un ripetere costante del solita
del solito Sì, rumore. leitmotiv, Ecco. sì, il rumore. Il rock di 40 anni fa era una musica che rispetto a tanta adesso, tant'è che sono Sì. tanti giovani che lo vanno Sì, riscoprendo. sì. Allora, passiamo all'altra domanda. Riprendo Angela Volpini, quest'altra testimone appunto che dall'età di 7 anni ha avuto queste apparizioni della Madonna. Lei, cito testualmente alcune delle sue frasi, una sua frase bellissima. Dice: quando ero bambina sognavo tanto di avere le scarpe, ma quando mi sono resa conto che lei veniva sempre a piedi nudi, mi sono accontentata anche io dei miei piedi nudi. Quindi lo dice con candida semplicità, ed è un po' la stessa semplicità che noi sardi in particolare, dopo un inverno faticoso, dove abbiamo lavorato tanto, non potevamo uscire perché c'era freddo, tra virgolette, in Sardegna, finalmente, come adesso sì, ma è strano però, è un'eccezione. Quindi dopo quest'anno di fatiche andiamo al mare, perché per fortuna abbiamo avuto questo dono immenso, e ci spogliamo da tutte le nostre sovrastrutture, dalla necessità di essere performanti, perfetti, e allora mi chiedo, ma forse Dio è l'acqua? Dio è quell'alba e quel tramonto che attendiamo, che contempliamo? Non lo so, adesso veramente posso farti sempre il mio esempio, cioè la mia esperienza. Quanto, cioè, Dio, questi... allora, Scusami, Dio è dentro di me, eh, no? Dentro di me, è dentro di te, e il Vangelo ci dice, lui stesso nel Vangelo dice che dove 2 o più persone sono riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro, quindi è qui con noi, no? Non so dirti, sì, probabilmente è in tutto, no? Tutto ciò che è creato porta l'impronta di Dio. Ecco, sicuramente sì. Ma tutto ciò che è terreno, e quindi tutto questa... ciò che è terreno porta l'impronta di tutto ciò che è umano lo porta ancora di più l'impronta di Dio, anzi l'immagine e la somiglianza. Però secondo me è continua a essere quella cosa che c'è dentro di noi, che noi cerchiamo costantemente nella nostra vita, la assobiamo, la nascondiamo, la sopprimiamo, non so come dire, cerchiamo di affogarla in tutti i Certo. modi, e che però nel momento in cui torniamo a una vita, a un modo di essere più normale e naturale, riemerge. Certo. E quindi ci fa riconoscere all'esterno di noi quello che è già all'interno di noi, Che ma è divino. ce lo fa, ce lo rende palese, no? Ecco. E se io comincio a guardare orizzonte, vedo il sole che tramonta e dico: ma questa bellezza. È divina. Vedo le montagne laggiù in fondo e mi fa venire in mente, no? Ecco. Non è un caso che tutta la Bibbia è costruita in un posto dove non c'erano montagne, bastava una piccola Certo. altura per dire che è il monte di Dio, no? Ecco, però è così. A proposito parlando appunto di panorami, Aspetta, terreni... Sì, una cosa però prego, volevo prego. dire. Questo però, e questo è un tema un po' complicato. Certo. C'è una differenza sostanziale fra forse va fatta, ed è diciamola così, è una delle persone che ho intervistato, è un eremita che si chiama Pier Calabrese, che vive in Piemonte, che è un uomo che quando si ispira, negli occhi gli vedi proprio... Le stelline. Sì, esatto. Io vedo le stelline. E lui fa una distinzione fondamentale, cioè per lui che è fondamentale, e a me mi ha fatto molto pensare, che riprende un po' San Paolo, no? San Paolo dice che la
natura vive e soffre le doglie del parto. E nella natura non è tutto bello. Ecco, questo qui è fondamentale da capire. Bello. Nella natura non è tutto perfetto, non è tutto bello, cioè nell'uomo, nell'essere umano, ecco, secondo il disegno sempre del primo capitolo di Genesi, c'è la potenzialità per far diventare tutto perfetto. Per trasformare tutto e cambiare tutto. Esatto. Questa è la differenza, no? Ecco, la natura cioè quello che noi chiamiamo umanità, quello che noi positivamente, no? Diciamo, ha fatto un gesto umano, no? Diciamo, è una cosa umana, ti comporti umanamente, quella roba lì nella natura non c'è. Poi possiamo anche essere molto peggio, no? Abbiamo dentro di noi la capacità di essere molto peggio. Però quella roba lì nella natura non c'è. Però noi possiamo immettercela. Questa qui è il grande... ed è la vera realizzazione dell'essere umano. Ecco. Bello, grazie. Ti faccio un'ultima domanda. Il tuo primo incontro con il silenzio, quando è stato? Raccontacelo. Allora, io non so se è stato il primo incontro, però c'è un momento, c'è una cosa della mia gioventù, della mia tarda adolescenza, intorno ai 19 anni. Era un'epoca, io avevo, quell'epoca appena potevo, ero a Monterosso, no? Vivevo a Roma, ma studiavo a Roma, facevo tutto a Roma, ma appena potevo ero a Monterosso. E Monterosso al mare per me era il luogo più bello del mondo, no? Adesso non è più così, ma a quell'epoca era effettivamente un posto bellissimo. E appena potevo, appena arrivavo, prima cosa che facevo, salivo in barca e andavo in mare. In barca vuol dire su un piccolo gozzo, una barca remi, a motore, insomma, una cosa semplice, no? Ecco, e andavo a pescare. E mi piaceva tantissimo andare a pescare di notte. Eravamo 2 o 3 ragazzi, andavano a pescare di notte. Facevamo una pesca che noi chiamiamo in gergo locale, ora non si può nemmeno più fare, si chiamava battugia, ed era con una rete. Lì era tutta scogliere, scogli così, si circondava, cioè si andava in silenzio totale perché se facevi i rumori i pesci scappavano, e si avvicinava alla costa, agli scogli col mare calmissimo. Agli scogli si cominciava a mettere la rete in mare e si faceva una mezzaluna, si chiudeva un pezzo di costa con una rete piccola, cioè arrivavamo al massimo di qui alla porta laggiù, chiudevamo un pezzo di costa così. Poi dentro a questa cosa qui battevi con dei sassi, tiravi, e i pesci scappavano e li prendevi. Si infilavano nella rete e poi si prendevano. Ecco, era normale che spostandosi a quell'epoca i remi in mare facessero brillare in mare, il plankton brillasse nella notte, nella notte, quindi lasciavi la scia, che la barca lasciava una scia di luce, i remi toccavano l'acqua e lasciavano la scia, ecco, e i sassi venivano lanciati in mare e lasciavano, i pesci che scappavano lasciavano la scia. Una notte di queste, che era una notte particolare, perché era la notte in cui per me è rimasta impressa, perché era la notte in cui mio cugino prete era stato ordinato durante il giorno. Noi eravamo lì per questa cosa qua. Quella notte lì era una notte di primi di giugno, sereno, mare, tutto buio,
c'erano queste luci, il mare che friggeva di luci, le stelle in cielo e tutta la parete, tutta la scogliera, la montagna brillava di lucciole. Bello, E c'era questa luce che partiva dal mare, saliva su e questo cos'è? Anche io ho avuto un privilegio simile in Basilicata. Questo però qui cos'è? lucciole non ci sono qui. Non so cosa dire. Beh, Lascio a voi. magia, Ecco, divino. è la magia, cioè, Certo. è quello che riesce a portarti in silenzio. Grazie Roberto. Allora, noi abbiamo concluso l'incontro. Io posso consigliarvi questo libro dicendovi che nulla succede per caso. È un libro, è davvero un viaggio molto interessante. Io non vedo l'ora di visitare tutti gli eremi, monasteri, comunità di famiglia e quant'altro presente in questo libro. Quindi ve lo consiglio vivamente. Adesso vorrei qui Davide e Giacomo per la consegna degli omaggi. Bene, e adesso passiamo alla seconda parte del reading ed è un brano tratto dal libro Il gioco del silenzio di Carlo Ossini. Legge Nicola Cireddu. Facciamo un gioco, maestra. Mancava poco alla campanella e i bambini erano stanchi. C'è un gioco molto bello, ma anche molto difficile, disse pensosa la maestra. In realtà è un esercizio per bambini più grandi e mi pare che voi siate ancora troppo piccoli. Così diceva la maestra, guardando dubbiosa la classe. I bambini si erano fatti attenti. Proviamo lo stesso, maestra, dissero alcuni. Sì, sì, gridarono subito gli altri. La maestra fingeva indecisione, poi sembrò convincersi. Va bene, proviamo, ma non credo che ce la possiate fare, non tutti almeno. Dovrete proprio mettercela tutta. E finalmente spiegò. Faremo il gioco del silenzio. Ogni bambino deve stare fermo, fermo, zitto, zitto, senza fare il più piccolo rumore. E allora riusciremo tutti insieme ad ascoltare il silenzio. È una cosa molto difficile, vedrete. Non è facile per niente, ma proviamo lo stesso se volete. Per la prima volta tentiamo di ascoltare il silenzio per un intero minuto. Si disposero pronti e attenti. La maestra diede il via e si mise seria e concentrata a fissare l'orologio. Alcuni bambini avevano chiuso gli occhi, altri guardavano la maestra. Qualcuno osservava intorno, cercava lo sguardo di un compagno e gonfiava le guance come se stesse per scoppiare a ridere, ma nessuno rise. Passò il minuto e tutti fecero un grande respiro, cui seguì un indescrivibile chiasso. Cosa avete ascoltato? Chiese la maestra quando si ristabilì un poco d'ordine. Vennero fuori le cose più disparate. Sì, anch'io l'ho sentito anch'io, dicevano alcuni. Ma il silenzio l'avete sentito?
chiese la maestra. Io l'ho sentito, disse calma e convinta una bambina. E com'era? Ti è piaciuto? Sì, non so, è strano, è bello però. I compagni la guardavano curiosi. Anch'io l'ho sentito, cominciò a dire qualcuno. E com'era? Boh, bello. A me fa paura, disse un bambino magrolino che era spesso vittima degli scherzi maneschi dei compagni. Tutti risero. E perché? Chiese l'insegnante. Non ci fu risposta. Proviamo ancora, proposero alcuni. Sì, magari 2 minuti. Tutti adesso volevano ascoltare il silenzio. 2 minuti sono troppi, disse la maestra, però devo riconoscere che siete stati molto bravi, come bambini grandi. Facciamo 1 minuto e mezzo e questa volta non lasciatevelo scappare il silenzio. Ma come si fa, maestra? Se si sta zitti ci sono tantissimi rumori. Appunto, spiegò la maestra. Ascoltateli senza farci particolare attenzione. Lasciateli arrivare senza impedirli e lasciateli andare via senza trattenerli. State rilassati, non state tesi, cercate semplicemente di stare attenti e tranquilli e allora vedrete che il silenzio verrà fuori da sé, sbucando zitto e grande da dietro i rumori. Rifecero l'esercizio, nessuno aveva più voglia di ridere. Ce la misero tutta, come diceva la maestra. Alla fine ci fu una grande agitazione, un gridare simultaneo. Io l'ho sentito, anch'io, è bellissimo. Anche a me fa un po' paura. Ma no, si sta bene, ci si sente proprio bene. È come addormentarsi senza dormire, disse un bambino. In quel momento suonò la campanella e tutti si precipitarono a mettersi in fila per uscire. Mentre aspettavano il loro turno in corridoio, alcuni dissero: lo facciamo ancora, vero maestra? Siamo stati bravi, non è vero? A me è piaciuto, anche a me. Erano molto eccitati. Fecero ancora il gioco del silenzio. Si può dire che lo chiedessero quasi ogni giorno. Allungarono i minuti, impararono a scambiarsi con calma le impressioni. Ne fecero anche oggetto di pensierini scritti. Qualcuno tentò persino di disegnarlo. Il silenzio. Si disse che era giallo o azzurro, mai più stabilirono: è bianco, come il contorno delle letterine, disse la maestra. La guardarono pensosi. Ma in fondo non c'è, disse uno. Sì che c'è, ribatterono vivacemente altri. Andarono avanti così per tutto il quadrimestre. Neppure la maestra si era aspettata tanto successo. Il gioco del silenzio divenne una sua piccola specialità. La maestra del silenzio, dicevano i bambini delle altre classi. Alla fine del quadrimestre, la maestra del silenzio se ne andò. Il gioco del silenzio scomparve dalla scuola, ma qualche bambino, prima di addormentarsi, capitava che dicesse: fammi fare il gioco del silenzio. La mamma gli accarezzava i capelli senza capire. Dormi ora e che il silenzio della notte ti porti sogni belli. Il bambino chiudeva gli occhi. Forse avrebbe sognato la maestra del silenzio. Adesso chiamo qua Giuseppe che ci dà... Non sei solo, c'è anche Ibrahim.